Buena ora si è portato nella scia di Pascal Richard. Buena ora con Richard, mentre sono stati ripresi De Pauli ed Arieta. Adesso il gruppo è a 24 secondi. 24 secondi quando è scattato Pantani. Scatto di Pantani. Avevamo detto, l'azione degli uomini della Mercatone 1 può portare all'ennesimo show di Pantani. Evidentemente Marco sente, ormai si è abituato al trionfo, sente la necessità di dimostrare ancora una volta in salita che il più forte è lui. Marco Pantani, nella scia di Pantani vedete Simoni, si volta, aumenta il ritmo Pantani nella scia dei due battistrada, vedete Buena ora e poi Pascal Richard. Incredibile, eccezionale lo scatto, la rimonta di Marco Pantani, ma ormai quando parliamo di Pantani in salita non c'è più da stupirsi di nulla. Buena ora tenta di lanciarsi al seguimento di Pantani. Buena ora il colombiano nella scia di Marco Pantani. Ennesima grande prova della maglia rosa, del leader di questo Giro d'Italia, 82esimo della serie, che compie in 90 anni. Molto bella comunque l'azione di Buena ora sino a questo momento. Non cede, non molla, ha un rapporto più lungo di quello usato da Pantani. Pantani rilancia il controattacco. Pantani, grande vedette di questo Giro d'Italia, e vediamo che è al gancio il colombiano. Pantani riscatta ancora, questa volta Buena ora non ce la fa. Pantani, vi avevo detto, eravamo stati profeti quando vi avevo detto la squadra di Pantani è in testa, il che vuol dire che Marco vuole dare un'ennesima dimostrazione della sua forza, della sua potenza, ed eccolo qua a 5 km dalla conclusione. Marco Pantani ancora all'attacco. Avevamo detto sino a questo momento erano bastati 15 km e 500 metri. Axelson hanno lasciato Savoldelli con Secchiari e Podenzana. Il ritardo di Savoldelli da Pantani è salito a 1 minuto e 18 secondi. E intanto il vantaggio di Pantani è di 43 secondi nei confronti, appunto vedete Buena ora che è stato ripreso dal gruppetto di Jalabert, Gotti, Heras, Simoni e Codol. Poi Axelson perde terreno, riscatta ancora, ecco in prima posizione Heras, questo scalatore quotidiano, meraviglioso show, ha staccato tutti, ancora una volta ha dimostrato di essere il più forte, e noi ci auguriamo di poter rivedere sulle spalle di Pantani dopo la maglia rosa anche la maglia gialla. Con una forma del genere è un peccato. Sì, è veramente un peccato, perché oggi nessuno si aspettava, almeno io non mi aspettavo un attacco di Pantani, però dopo vari attacchi di Jalabert e Simoni ha rotto gli indugi, se n'è andato e è salito a 30 all'ora in questa salita. Quest'ultimo chilometro l'ha fatto ai 37, vabbè, era quasi pianura, però non era pianura. Mi lasci dire che lo sentivo, infatti te l'ho detto, Sì. questo fatto, la squadra di Pantani in testa, il forcing della squadra di Pantani che non ha nessun interesse chiaramente a attaccare ancora, ma è una prova di orgoglio. Eccolo qua Pantani, ancora lui sui pedali, scatta e si rimette in sella, perché come hai detto spinge un rapporto più impegnativo del solito. Ha voluto onorare 1 minuto e 5 il vantaggio all'ultimo chilometro. Ed eccoci, ci portiamo verso la balaustra. Pantani trionfa ancora, ennesimo trionfo per Marco Pantani, 4 ore 39 e 58. Vediamo lo sprint per il secondo posto, sprintano nell'ordine Heras, Jalabert, Gotti, Simoni, Codol e Buena ora. Ecco, vedete Gotti in prima posizione, c'è Heras nella scia di Gotti, poi c'è Jalabert con la maglia ciclamino, poi in quarta posizione Buena ora, nella scia di Buena ora Simoni, Gotti ancora sui pedali, parte Jalabert sulla sinistra, Gotti sulla destra, al centro si ripropone Heras, Jalabert va in testa, sulla sinistra Simoni, ecco Codol è scattato 1 minuto il ritardo di Savoldelli è di 1,40, ci confermano dalla regia. Scatta Codol, vedete il tempo finale 4:39,58, mentre sulla destra
eccoci il ritardo di Codol che si piazza in seconda posizione a 1,04, poi Simoni, Jalabert, Gotti, Buonaora ed Eras nell'ordine. Primo piano di Codol, analizziamo con Cassani questa ennesima incredibile, forse inaspettata prodezza di Marco Pantani. Da sottolineare anche questo secondo posto di Codol che io sinceramente non avevo visto prima, quindi è andato fortissimo nella parte conclusiva della salita. Mentre è arrivato Axelson, è arrivato De Paoli, è arrivato Kamenzin in questo gruppetto con Buonaora, mentre ecco Sgambelluri, poi ecco Savoldelli